Corsi di vela e camp di basket, fiore all'occhiello dell'estate 2010 dell'isola di San Servolo, che per il quarto anno, grazie alla collaborazione stretta tra provincia di Venezia e società San Servolo Servizi, si animerà da giugno a settembre di sport, mostre, musica e spettacoli. Un calendario per tutti, bambini, genitori e nonni, con i workshop di danza di Veneto Jazz, cene a tema sulla terrazza che si affaccia su San Marco, visite guidate, animazioni di teatro e 3 mostre di arte contemporanea. L'isola si apre alla città, trasformandosi in un laboratorio. Un laboratorio importante, un laboratorio per la cultura, per lo spettacolo, un laboratorio all'interno del quale si incontrano generazioni diverse e all'interno del quale anche quest'anno offriremo degli spazi per l'intrattenimento, in particolare dei bambini, che con grande difficoltà a Venezia riescono a fare ciò che fanno in qualsiasi altra città d'Italia. Per l'estate ACTV prolungherà la linea 20 che collega San Zaccaria e le spiagge del Lido a San Servolo, un servizio che la provincia spera possa diventare permanente. Siamo convinti che da parte della CTV ci sarà una presa d'atto della necessità che questa linea non venga soppressa nei mesi invernali ma che venga prolungata durante tutto l'anno. Ma gli appuntamenti a San Servolo non termineranno con l'estate. A settembre riprenderà un'altra, stagione di iniziative, con mostre, con iniziative cinematografiche, pensate al circuito off, ma anche con jazz, la rassegna del jazz. Quello che mi interessa invece dire è che l'isola di San Servolo l'abbiamo voluta aperta alla città.